Oh, il momento clou della serata. Siete pronti? Ormai del tempo che pensa quando tu eri qui, era difficile, ricordo bene, ma era fantastico trovarci insieme. Perdona che non vengo solo con una fotografia, mi rendo conto del tempo d'ora, perché la vita poi è una sola. Però ricordo chi voleva alcune la fantasia, così negare i sogni, sai che non viene non ricordo se chi c'era aveva queste facce qui.
di te, va bene che sei, alla fine il passato è passato. Così mi sono svegliato ed era tutto qui. Ovviamente che sei soddisfatto di me, in fondo non lo sono mai stato. Soddisfatto di te, ma va bene che sei, alla fine il passato è passato.
come un giorno quando si viene a ballare vorrei morire. Fammi vedere.
solo noi che andiamo a letto la mattina presto, ci svegliamo con il mal di testa, siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare, siamo solo noi quelli che non hanno più rispetto per niente, neanche per la gente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che perdono spesso. Cazzi tuoi! Che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vivere. Siamo solo noi, che non stiamo neanche più ad ascoltare, nell'aspettare. Siamo solo noi. Solo che tra di voi sempre te lo stesso, basta che sia posto, no? Sai che cosa ce ne frega noi? Facciamo colazione con un posto e il resto. Spesso, molto spesso, siamo solo
Albignasego! Adesso voglio un boato da sabato sera, anche se è martedì. Albignasego! Allora, ce ne manca uno. Gioca in casa, ormai siamo qua dal lontano 2006, dalla prima edizione, non mangiamo mai. E anche quest'anno ce l'abbiamo fatta. Il capo della ciurma! L'ho presa tutta qua la testa, non è sempre qua le cazzate. Vivere! Voglio vivere! Abbiamo combattuto e lottato contro tutto e contro tutti, si vede, quello è vero, questo mi piace.
Allora, prima di tutto, con la vostra collaborazione, e Quadrio. Allora, con la vostra collaborazione, innanzitutto voglio fare un ringraziamento sentito a tutti i collaboratori di Azzurra Eventi. Ora siete arrivati proprio tutti. È stato faticoso. Noi siamo su questa piazza dal 10 di agosto, notte e giorno. Siamo una quindicina di persone, ma la nostra grande soddisfazione quando arriviamo alla fine è quella di vedervi così in tanti e così divertiti. Quindi, per questo momento, io chiamo sul palco con me una persona che abbiamo nominato prima. Signore e signori, un grande applauso a Mr. Giappo! Eccoci qua, eccoci qua. Stamattina hanno dato 50 euro ognuno di loro, allora naturalmente 50 no 150 euro. Aiutatemi ragazzi, Okay. Quadro, un attimo. Allora, volevo fare un po' di ringraziamenti prima di concludere questa serata, ringraziandovi tutti veramente di cuore. Basta! Vi ringrazio di essere venuti, è martedì, di solito questa piazza si riempisce, di sabato si riempie. Capite che era stamattina alle 8 che siamo. Va bene lo stesso. Allora, portate pazienza un secondo perché sennò andiamo avanti fino a domani mattina. Volevo ringraziare tutti i presenti che sono venuti questa sera, che hanno animato questa bellissima piazza. Fare un applauso alla band. Volevo chiamarlo, ma è venuto su senza fare sorprese. Allora, aspettate un secondo. Allora, no, è un momento, ragazzi, ascoltate un attimo, è un momento un po' serio. No, vi spiego perché lo vedrete anche voi, è veramente una cosa seria. Allora, per i saluti, siccome non è potuto venire prima, passo il microfono al nostro sindaco che ha voluto che questa manifestazione venga fatta assolutamente. Bisogna dare merito a Filippo. Noi la voluta al culo ce lo siamo fatto noi. Onorevole sindaco! Grazie, Grazie, un grande applauso ad Azzurra Eventi! Grazie ad Azzurra Eventi che ogni anno con questa splendida manifestazione estiva chiude le manifestazioni estive del comune di Albignasego con questo grandissimo spettacolo. Siamo riusciti quest'anno a recuperare questa serata di sabato, che storicamente è la serata conclusiva del Festival Young, con il nostro amico Johnny e con le bollicine, per riuscire a realizzare questa splendida manifestazione. Grazie di cuore a tutti quanti, grazie a Barbara, grazie a Geppo e grazie a tutti voi. Grazie di esistere! Dal primo dovenato! Ed ecco Massimiliano. Grande Massimiliano! Marison! Un numero uno! Stavi più vicino e chi lo sa! E proprio perché siamo una famiglia, quando se ne va uno di noi condividiamo la tristezza un po' tutti insieme. Noi dobbiamo ricordare una persona, quindi prego gli amici che sono dietro di salire. Un ragazzo molto giovane, ma veramente giovane, nel pieno dell'età, che ci ha lasciato improvvisamente. Il fratello fa parte della combricola, noi lo chiamiamo tavolo VIP, ma non è
vero, è il tavolo che tutte le sere è qui e ci sostiene. Noi sappiamo che a prescindere dalla musica che facciamo, loro ci sono sempre e ci sostengono. E questi sono i ragazzi del Carpanedo Calcio, il presidente, e poi ho Alberto qui vicino a me, al quale io passerei il microfono per ricordarci un po' chi era. Sì, buonasera a tutti, in rappresentanza del Carpine, una società nata 2 anni fa. Volevamo ricordare una persona, scusate la voce ma è sempre un'emozione ovviamente, una persona che è venuta a mancare tragicamente in un incidente stradale, che è il nostro capitano, che vorrei, per chi non lo conosceva, ricordare Simone. Io voglio arrivare poco tempo per fare solo un invito. Un Dalla Libera ci guarda da lassù e un Dalla Libera vorremmo che venisse a giocare con noi. Quindi estendo questa sera l'invito a Thomas, che è il fratello che è qui. Lo invito ufficialmente a far parte della nostra squadra. Non mi dilungo oltre, se non nel mandare un saluto a Simone chiedendovi un grosso applauso. Con l'occasione so che Thomas, appunto il fratello di Simone, vuole dare un presente al presidente del calcio Carpanedo, qui davanti a tutti, per la vicinanza che ha avuto comunque in questo periodo difficile. Il nostro fotografo fa qui nei dintorni, che sicuramente una grande famiglia. Quindi grazie ragazzi, grazie infinitamente, grazie. Di nuovo grazie a tutti. Grazie a voi. Bene. Grazie di esistere! Bravi! Un momento. Allora, No, che c'è Giacomo? Com'è? volevo anche un applauso per una nostra associata che ci ha lasciato l'anno scorso, che si chiamava Silvia. Che era con noi. Era con noi, purtroppo ci ha lasciato in una maniera veramente prematura. Grazie. No, volevo capire, perché qui in mezzo a voi ho visto Vasco Rossi. Dov'è Vasco qua? Vasco, dove sei Vasco? Vieni. Vasco, vieni qua Vasco, vieni. Vasco? È lui o non è lui? È lui o non è lui? Allora, Eccolo! Non è questo il Vasco. no, questo non è il vero Vasco, sta venendo su da noi. Aspettate un attimo che è venuto a trovarci il vero Vasco, fra poco arriverà su questo palco. Allora, finché Vasco ci raggiunge. Prima che arrivi Vasco vorrei per favore un applauso per tutti i miei collaboratori. Questo non è un applauso. Aspettate. Al 3 si devono sentire fino a Padova. Guardate che se lo meritano, perché sono 13 giorni che siamo qua, mattina, sera e notte, e loro, senza di loro io non farei veramente niente. Un applauso a loro, al mio 3. Ma fino alla guizza per favore ci devono sentire, anche a Paola. 1, 2, 3! Grazie ragazzi! Grandi! Sì. Allora Gianni fa il Bravi! Vasco, ma noi, signore e signori, solo per la piazza del Bignasico, Vasco Rossi! Eccolo qua! Grande Vasco!
il mitico Vasco. Caro Vasco. Parlo parlare, mi sa che l'accento. L'accento non è proprio quello modenese? Va bene. No, comunque è un amico che è venuto a trovarci e come vedete ha le sembianze. Vieni qua, non aver paura. Ha le sembianze. Olè, olè, olè! Olè, olè, olè! Ok, un bel palo per Vasco. Vasco! A questo punto No, a questo punto di solito era le dita avanti. vabbè. Sì, ma non si può perché ci sono delle cose che non si fa sentire. Facciamo Bene, via, Barbara, niente, Barbara e Ciance, signore e signori, Young Festival si conclude con Bollicine Band, a tutti voi un grosso abbraccio e arrivederci all'anno prossimo! Grazie di esistere a tutti voi che avete organizzato questa festa meravigliosa! Adesso vorrei che voi dedichiamo questa canzone. È solo dedichiamo a chi è riuscito a farci fare questa serata, nonostante combattendo contro tutto e contro tutti e contro il tempo. è scappato, è vinto, è battuto dietro la collina. Non c'è più nessuno, solo anni di pino, silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci solo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare.
nostre autorità, grandissimi.
anni, forse non mi ricordo, no. Allora è sempre contemporanea perché è una storia che torna sempre contemporanea, anzi è qui tra noi. Ho perso un'altra occasione buona stasera. Un ringraziamento a tutto lo staff di Azzurra Eventi e ci vediamo l'anno prossimo.